Ipotizzare di candidarsi contro Zaia o di metterlo in difficoltà non mi sembra utile in questo momento. Se ci sono litigi da fare li si faccia nelle sedi opportune e poi si trovi un accordo e si vada a vincere. Non è il momento di litigare. A parlare il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, che prende posizione sulla diatriba tra le due anime del Carroccio Veneto dopo le ultime dichiarazioni di Tosi, che non escluderebbe l'ipotesi di presentarsi alle prossime regionali con una propria lista. Per il numero uno della Lega, infatti, Luca Zaia è un patrimonio per i veneti e non solo, e rimettere in discussione la sua rielezione, commenta, significa fare un favore alla sinistra. All'interno della Lega, insomma, soffia ancora vento di burrasca. Il nodo principale sta nella composizione delle liste. Da una parte c'è il governatore Zaia, che giustamente chiede di poter scegliere i propri candidati da inserire all'interno della Lega in base a dei criteri basati sull'affidabilità, la governabilità, che gli possono garantire una buona amministrazione per i prossimi 5 anni. Dall'altra parte invece c'è il segretario nazionale, che chiede di decidere assieme all'organo regionale le candidature. Questi i fatti dunque, ma cosa pensa Finco di quanto sta accadendo? Penso che il governatore abbia tutto il diritto di decidere le liste. Zaia insomma non si discute, anche perché una divisione interna favorirebbe solamente il PD. Non possiamo assolutamente consegnare il Veneto nelle mani del PD, sappiamo benissimo che a livello nazionale hanno aumentato tutte le tasse, noi in questi 5 anni a livello regionale non abbiamo aumentato nessun tipo di tassa regionale e quindi con un governo PD vorrebbe dire aumentare IRAP, IRPEF e quant'altro, quindi non penso sia la scelta migliore questa.